Buongiorno Italia, la mattina dopo, mamma mia, allora sai come sono i fioriti qua in Veneto, no? Cioè gli chiedi un'indicazione di un posto, ah sì, è là, vicino, ah dai, te gira a sinistra, a destra, dopo a sinistra, te va sempre dritto e ti vede, no? Vabbè, alla ricerca di un distributore abbandonato direzione Padova. Boh, io spero che sia questo il distributore. So, chiuso è chiuso. Vero CP che è chiuso, guarda CP che controlla che è chiuso. Brava, controlla, è chiuso, esatto. Perché noi abbiamo fatto direzione Padova. La grande rotonda non l'abbiamo vista, però ciao, c'è questo Azip qua, quello col cani rabiala. Italia, ne vado a vedere un altro, appena sentito il tipo era quello che non mi rispondeva per SMS, ma la telefonata ha risposto. Allora questo no, vabbè, se sotto Treviso, non sei sotto Padova, Castelminio. Io l'avevo scartato nonostante dentro dalle foto sembrasse stupendo, magnifico, perché era un Renault Master 3000 del 2006. Io non conoscendo minimamente Renault, ce l'avevo scartato, hai capito? E Mirko poi che mi ha chiamato mi ha detto no guarda che c'è un buon motore e tutto quanto, consuma leggermente meno del Ducato però leggermente di più del Ford. Comunque vabbè, vallo a vedere, mi ha detto, e adesso sto andando. Ringraziando Dio, ci sono sempre i 35-36 gradi anche oggi, però c'è quella specie di no nuvolo, di non so, nuvole d'afa proprio, che comunque bloccano i raggi del sole, quindi dai. Ah, appunti su quello che ho detto prima, Mirko intendeva sul discorso dei consumi, cioè non come regola generale dei Ford e dei Fiat, ma del Ford e del Fiat che avevamo visto noi, hai capito? Perché ogni motore è diverso. Taglia Terme! Guarda, questi sono i nostri paesini tipici veneti, no? Guarda le robe tipiche, guarda, le cesette tipiche, i baretti tipici, sì, guarda qua. I noneti con la borsa da spesa tipici, i tombini che ti spacca le sospensioni tipici. Ara il castello di Battaglia Terme, perché sai che qua siamo ancora sotto Padova, quindi anche tu ti devi regolare. Se devi dire guarda, qui si dice ara, come dice Natalino Balasso, no? Quindi ara che bel castello. Ah no, Yuri, ma quanto mona sei tu? Quello è il castello del Cattaio, ci sei già stato, hai fatto la puntina. Ah, ok, scusa Italia. Esatto. C'era anche il castello di San Pelago, segna Yuri che non ci sei mai stato. Questo caldo col CP, povera bestia, no, assolutamente. Cioè, tieni conto che con questo caldo, l'asfalto bollente, cioè, gli fa fuori le zampe ai cani. No, non sono come noi, è peggio di noi che dovremmo andare a piedi scalzi, per quanto ti possa sembrare assurdo. Guarda che figo sto edificio abbandonato, perché c'è l'argine un po' che nasconde, guarda che strano con quella torre lì. Guarda il cimitero delle macchine, hai visto? Singano segna anche Cappella degli Obizi, affreschi del 500, segna. Le tipiche ville da ski, perché qua Treviso, ste parti qua ci sono tutte le ville da ski, hai capito? Qua abbiamo le robe da ski noi altri, dai! Guarda qua, anche la cesetta da ski. È andato che non tiene la carica, vabbè, approfittiamo, usiamo il ventilatore di CP perché va in surriscaldamento. No, adesso si spegne. No, dai, sta buono, stuette. Porca miseriaccia! A me serve il navigatore per arrivare fin del tipo che dopo non può più, perché dopo deve andare via. Porca miseriaccia, Adesso aspetto che arrivi un po' su di batteria, vedo il paese qual era, vedo il percorso e niente, vado a memoria, insomma, ecco, come una volta, come si fa una volta. Qua 6,99, 5,10 il passo da gomma a targa, quindi mi ci sta benissimo. Garage enorme, la bici ci passa a filo come altezza, però insomma è bello enorme. Posso entrare dentro? Gentilissimo, sì, perché gli interni li ho visti in foto, difatti gli è stupendi, come mi piace a me. Sì, guarda, interni stupendi. Ho messo i tappeti, però poi levarli, cioè a posto, è proprio per proteggere. Non so, questo sarebbe il soppalcano, sto colore qua, sì, va bene. questo. Cosa vuoi fare, dai? Allora qua il frigo grande, E anche c'è col congelatore separato. Sono 4 posti omologati. Stupendo questo. Anche il bagno, il bagno aveva la doccia separata, giusto? Sì, eccolo qua, aspetta, scusa perché io mi metto il la dinetta la così, qua cuccia Qua palcano. sono altri 2 posti.
questo è il bagno. Bello. Il sedile qua si gira, giusto? Sì, tutti e due Quindi si guarda che girano. bello, qui portabibite, gavoni ovunque. Questo è il Stupendo. bagno. Aspetta, scusa. È il bagno in legno come mi piace a me. Scusa, No, va tranquillo. passa così un metro No, di va qua. tranquillo. Ecco qua. Se non vuoi fretta, Valtri. No, non abbiamo nessuna Bagno, fretta. è C'è bellissimo. una signora stasera da Vicenza. Anche la doccia, fa vedere la porta. Sì, Ah, sì, era qua, quella che dico io, non quella in cartoncino, quella No. in vetro, perfetta. Guarda, puoi aprirlo, cioè, poi- No, ma ho visto. Grandezza, perfetto, tutto in plastica, perfetto, ben coibentato. Sono le robe che cerco io principalmente al garage e la doccia separata. Ascolta, questo è l'armadio. Beh, vabbè, adesso ci sono coperte e roba. Sì, bello grandetto. Sì. E poi ci sono tutti. Ah, l'accesso al garage dietro, Esatto, bello, sì, bello. Sì. Bello. Questo qua basta che fai così. Sì. E Anche quella per me è una praticamente roba. ti prendi la roba che ti serve. No. Questo è, guarda, aspetta perché era chiuso. È come nuovo. Questo è sia trivalente, ma eccolo là, anche automatico questo. Sì, Perfetto, va anche in auto. Quando si ferma va. Sì, il classico che va o a gas o a corrente o a batteria. Eccellente. Qui Quando c'è metti in il moto forno. però va. Vedi c'è anche il forno. È a gas il forno, giusto? Sì. È la stessa cosa, no? Sì, perché certi anche a quello elettrico, tu capisci per quella tua domanda. No. Ma con una A gas, batteria perfetto. elettrica cosa un po' dura. Funziona tutto, zanzariere, tutto quanto. Cioè, ti dico. Sculanti, zanzariere dappertutto, L'abbiamo sì, se vuoi bei vedere in gavoncini chilometri dappertutto. sono quelli. Anche qua. Sì, sai cos'era? 35.000 km? No. 61.000. Ah, mi sono confuso con un altro. Vabbè, Vabbè, insomma, noi sei tanti, no? 35 in garanzia. Bello blu grande. Ascolta una roba per me importantissima. Dimmi tutto. E sto qua a riscaldamento a gas, spero. A gasolio anche questo. E basta, quando Beh, che basta. ti fermi Praticamente praticamente. ha il tubetto che pesca sul serbatoio Sì, e conosco. butta. Che per noi, che ti Così è dico, più pratico. sì, per noi sì, Sì, sì. però per carità. No, che lo uso del lavoro dentro in camper, niente il mio dentro, se è un camper scarosso vecchio, Sì, dentro sì, ho sì. rifatto tutto, ho computer, ho il disastro dentro, mi faccio video, siti internet, quindi per me lo userei col bombolone GPL che facevo montare Sì, a sì, gas, per carità. che Sto vuoi qua, basta un mezzala. praticamente c'è il riscaldamento quando corri che praticamente Sì, che il riscaldamento va solo del motore. sì, ti butta se Però sei se sei fermo, dopo no? rive Se basta. sei fermo Che noi deve ci siamo sempre devi attaccare bene e con basta. quello, insomma. Anzi, ti dirò, Che per un altro è più logico perché centraline, meno Bello. non problemi. c'è altro. No, bello, l'unica cosa sì, non è l'unico che trovo, che purtroppo è solo il Webasto, ma il Webasto va benissimo, ma come seconda opzione, accidenti. Spazio bombolone, qua no, zero decisamente. Niente il culo neanche, perché c'è il garage, andiamo a vedere di là. Qua. No, il bombolone se è più lungo, tu capisci, per cui guardavo se c'è spazio. Bombola che sta uno o due? Due, di cui Due eventualmente. Già, una bella robetta insomma. Questo sei grigie? sì, l'acqua sì, Laterale. Allora, no, è tutto basso, niente bombolone. Proprio assolutamente niente bombolone questo. È un peccato. Ah, è sospensione ad aria, ta. e poi le due bombole sì, sono Sì, che sta a due. una e due, metto No, guarda, il camper è stupendo. Che penso un attimo, perché come Sky sì, che c'eravamo quasi, diciamo, poi ciò ti ho anche subito, pagato subito, però il bombolone per me è una roba, purtroppo, cavolo. Nessun problema, siamo qua. Cioè, che penso, insomma, ecco, perché il camper no, è stupendo, dietro mi piace da matti, è proprio come... in garage, dopo mettere. In garage non si può mettere Comunque bombolone. Mario, per carità. Sento, c'è chi ne uno a Castelfranco che mi ha dato il contatto, che monta bomboloni, perché prima di passare a vedere i cosi mi sono informato sui vari installatori della zona, e ho detto intanto vedo i modelli e... Ma tu capio. Va bene, niente, se sei interessato. Attualmente allora facciamo il video per il discorso bombolone, perché allora spazio Poi che ti levi sotto qualcosa. no assolutamente, spazio sotto proprio non ce n'è, però magari ecco vedere quell'angolino là rialzato non lo so, adesso sentirò
i montatori. Perché mi incuriosissi. Cioè, Ragazzo stupendo, gliel'ho detto fuori dai denti, gli interni da panico, il più bel camper, gusti personali, che abbia mai visto in vita mia, indescrivibile, stupendo. Fuori vabbè, insomma, normale, niente di che, ma gli interni è una roba pazzesca. Il discorso del Webasto, cioè quel camper non costava neanche tanto, quello era tipo 23.000, cioè me lo davano a 18, glielo portavo via subito, immediatamente. Avevo i soldini anche per montare il bombolone e tutto quanto, però hai visto, spazio per il bombolone primo non ce n'è, nel garage non lo so se si può montare, può essere, in fondo le macchine ce l'hanno nel baule, però forse non è a norma, quindi non ti danno l'omologazione, credo sia così, sai. E però il Webasto no ragazzi, mi dispiace, cioè come secondo riscaldamento sì, sarei felicissimo, dai tavani da merda, però come riscaldamento principale no, assolutamente no. Che ci siete da Skye di una volta, ma anche una volta costa a Skye, HP, il nostro ristorante, c'è anche l'acqua, e tutto quanto, tranquillo, i vicini non disturba come sempre, ma sì dai. Nuova versione 2019, no? Dello stereotipo full timer, che invece di farti vedere la monca del caffè e te fa vedere la pignata della pasta asciutta, dai Nemo. Invece che sempre vista mare, facciamo qualcosa di più realistico, vista cimitero, sì, perché te l'ombra dei cipressi, te il rubinetto dell'acqua, dai Nemo.